22 ottobre 2017, sarà una consultazione vera, non ci si va per una gentile concessione del governo. Il governo ha impugnato questa legge, ha fatto di tutto per non farci andare a votare, addirittura il 4 dicembre ha presentato un referendum che di fatto abrogava le competenze delle regioni, quindi non c'è dubbio sulla volontà di non farci andare a votare. Però guardate, noi seppelliamo l'ascia di guerra, noi siamo gandiani. Il 22 ottobre riusciamo a capire che le sfide sono due. La prima è dimostrare che siamo un popolo e che crede nell'autonomia e che quindi andremo tutti a votare. La seconda è quello che vinca il sì. Però quel giorno lasciamo a casa le casacche del partito, le tessere, l'ideologia e pensiamo che sarà una grande opportunità per dimostrare che fino ad ora non abbiamo parlato per nulla. Questo è il referendum dei Veneti, il referendum di chi vota Lega, di chi vota PD, di chi vota 5 Stelle, di chi vota Forza Italia, Fratelli d'Italia, di chi non va a votare, di chi va a votare contro, ma sul serio è fondamentale che ci contiamo quel giorno, è fondamentale, perché il giorno dopo non arriva l'autonomia col sistema del jukebox, però inizia un percorso che diventa serio, legittimo e la Costituzione prevede che ci siano 22 competenze delegabili alle regioni. Esiste dal 2001 questa possibilità, dal 2001 ad oggi neanche una competenza a una delle regioni italiane, però la forza non viene dall'affluenza alle urne.